mezzo del cammin di nuova vita non ritrovai più la foresta oscura, ma una ruota metallica fuor di misura, segno che la diritta via Firenze avea smarrita. Ah, quanto a dir qual è e cosa dura questa ruota abbagliante e fuor di misura, che nel pensier Disneyland rinnova, ma fa paura più grande e ferita nova. Se Dante tornasse oggi alle Cascine, forse inizierebbe così il suo poema. Quando 150 anni fa le Cascine, da tenuta granducale e reale, diventarono parco pubblico, l'ingresso monumentale era stato disegnato da Giuseppe Poggi come una grande sedra verde con due braccia rivolte alla città per accogliere i suoi abitanti e introdurli ad uno spazio in cui da cittadini sovrani potessero liberamente entrare in rapporto con la natura, per passeggiare all'aria aperta, meditare, innamorarsi, amarsi, conversare, incontrarsi e godere della letizia di un parco. Oggi questo ingresso, dopo 20 anni di manomissioni e vandalismi, è stato trasformato in tutt'altra cosa. Dal centro storico non solo non arrivano più gli abitanti, ma neppure la bellezza e i valori artistici, culturali e di civiltà che dal Medioevo e dal Rinascimento hanno plasmato la vita e la forma urbana di Firenze. Arrivano invece nuovi modelli, prodotti dalla monocultura dell'ovoturismo Mordi e Fuggi. La sua trasformazione in un Luna Park disneylandiano è una preoccupante manifestazione di una metastasi che vuole ridurre anche un bene culturale di grande valore monumentale e ambientale come il Parco delle Cascine in un mangificio e mercificio che nulla hanno a che fare con la secolare tradizione di civiltà della nostra città.